Buonasera a tutti, ore 18 in punto come sempre, qui dentro il negozio, lo splendido negozio Abitare 3, negozio d'arredamento per la casa di Fratelli Trevisan, organizzazione di Mestre Mia, quarto e ultimo appuntamento della rassegna Passione, Sport, Educazione. In precedenza abbiamo avuto Giuseppe Mattiello, tecnico federale di atletica, Alberto Migiani, presidente del Cricket Venezia, e Alberto Chiozzotto, presidente del Calcio a 5 Città di Mestre. Questa sera, quarto e ultimo per quanto riguarda questo gruppo di serate, ospite graditissimo, tra l'altro mio carissimo amico, Edoardo, per gli amici Eddie Bellotto, in gioventù ottimo, anzi direi eccellente giocatore di calcio, giocatore di basket, poi passato ad una disciplina che possiamo definire sportiva, perché è una disciplina particolare, che è il calcio da tavolo, meglio conosciuto al secolo come subbuteo. Allora, proprio da Edoardo Bellotto partiamo da questa domanda, per chi ovviamente non è a conoscenza, per i nostri amici di Mestre Mia. Subbuteo, da cosa deriva questo? Allora, intanto buonasera a tutti. Il subbuteo è nato circa nel 1947. È nato da un'intuizione di un ornitologo inglese che si chiamava Peter Adolph, che riprendendo un gioco vecchio fatto con delle specie di, non chiamiamoli tapi, ma più o meno, ha cominciato a produrre delle basi in plastica, inizialmente con dei cartoncini con la figura dei giocatori, che scivolavano e basculavano, erano semisferiche, e da lì nel corso degli anni si sono evolute fino a diventare tutte in plastica, sempre semisferiche, e niente, riproduce praticamente il gioco del calcio. Chiaramente la tattica, la tecnica non è esattamente come il calcio, perché poi ci sono moltissime varianti, un po' anche gli scacchi Certo. ricordano questo, perché le partite sono ormai una questione molto, molto di concentrazione, molto mentale, al di là della bravura. Quindi anche l'aspetto psicologico è molto importante, è fondamentale più che mai, in quanto come tutte le cose anche il subbuteo si è evoluto e le basi sono diventate molto performanti, e da lì è nato una specie di professionismo, adesso non a livello economico, certo, ma sicuramente a livello agonistico. Quindi ci sono tantissime basi diverse, più alte, più basse, con lo smusso, senza smusso, più pesanti, meno pesanti, a seconda delle caratteristiche con le quali ogni giocatore vuole avvicinarsi al gioco, sceglie le sue basi e nel corso del tempo troverà quelle più adatte al suo modo di giocare. Ecco, ma veniamo a Edoardo Bellotto. Tu hai cominciato, io a memoria, diversi anni fa a giocare, sì, poi dopo un periodo di sosta sei tornato. Sì. Partiamo da quando avevi iniziato e raccontiamo a chi ci sta seguendo i tuoi principali traguardi, quello che hai vinto, chi sei diventato, e poi parliamo anche di quello che è diventato per Mestre. Certo. Praticamente io ho cominciato a giocare nel 1975, quindi una vita fa. Ho scoperto che a Mestre c'era un club di subbuteo, dopo che io e altri 3 amici, vogliamo nominarli? Nominarli. Sì. Allora, sono Nicola Di Lernia, Bruno Beltrame e Giorgio Velli, che salutiamo. Abbiamo saputo che chi dirigeva un pochino questo club che c'era a Mestre era Vittorio Nencioni. Salutiamo anche Vittorio. Se no si offende. E tra l'altro, ciao Vittorio. Ha buona parte del merito se tutto questo è nato. Siamo andati dopo un po' di chiacchiere a casa sua per fare il provino e da lì è nato tutto. Lì abbiamo cominciato Abbiamo cominciato a parlare di club, di fare delle cose più seriamente, e nel giro di qualche anno il club a Mestre è diventata una delle realtà più belle d'Italia. Praticamente siamo riusciti a raggiungere 120 iscritti, che credo sia un record assoluto nel nostro gioco. Avevamo una sede e un paio di sponsor.
si può dire lo sponsor? Sì, Ci sponsor, perché sono tanti anni fa. Praticamente ci sponsorizzava la Jägermeister, per cui avevamo anche la possibilità di girare, di fare... Che sponsorizzava anche la squadra di basket del Lido, esatto, tra l'altro. Esatto. E in più c'era il papà di due nostri giocatori, i fratelli Sanavio, che ci ha dato una grandissima mano. Lui è stato quello che ha fatto cambiare le cose da così a così, sinceramente. Abbiamo aperto un club in via Fiume e da lì abbiamo cominciato ad ottenere dei grandissimi risultati. Ecco, io se non ricordo male, nel 77 o 78, insomma, tu sei diventato addirittura campione italiano. Sì, nel 77, che era praticamente il secondo anno che giocavo, ho vinto le selezioni regionali, sono andato a Genova a fare la finale per i campionati italiani e sono riuscito a vincere. E questo mi ha anche consentito di accedere l'anno dopo a fare i campionati mondiali. E qua viene il bello. A Wembley. E qua viene il bello. Sei andato a Wembley e mi pare che in quel periodo, in quell'occasione, la nazionale azzurra... Non era quell'occasione lì. Però sempre c'è la famosa sfida Italia-Inghilterra. Esatto, bravo. No? Esatto, un po' di mesi prima siamo andati a fare un amichevole con l'Inghilterra del Subuto, che era una delle nazionali più forti, e abbiamo giocato in concomitanza con la partita dell'Italia a Wembley contro l'Inghilterra. È stata un'esperienza incredibile. In Inghilterra giocava anche Keegan, forse, esatto, quella gente lì. Keegan e... chi era? Vabbè, comunque Keegan è un altro giocatore molto importante della nazionale inglese, sono venuti alla nostra conferenza, hanno fatto 2 tocchi con noi siamo andati negli spogliatoi prima della partita, il giorno prima, ci hanno fatto vedere tutti gli spogliatoi, ci hanno fatto andare in mezzo al campo, sentire i cori dei tifosi sentiti da dentro il campo. Quindi un'esperienza memorabile, bellissima. Calpestare l'erba di Wembley è fantastico. Abbiamo vinto quella partita anche ed è stata una cosa bellissima e niente, è stata la mia prima esperienza. Esperienza internazionale, assolutamente non sì. da poco. No. Poi, se ricordo bene, l'anno dopo, 2 anni dopo, ha vinto il titolo italiano con un mestino, forse Nicola Di Lernia. L'anno dopo ha vinto anche... Che può essere passi a salutarci anche, ha detto Benissimo. che forse passerà a salutarci. Ha vinto anche Nicola Di Lernia il titolo italiano e sempre in quegli anni lo ha vinto anche Federico Sanavio nella categoria juniores. Ecco, ma allora tu che passavi dal calcio, cioè il calcio giocato a 11, dove hai avuto anche dei buoni trascorsi, passare al calcio da tavolo, cioè la differenza è mentale, psicologica, perché fisica chiaramente qui non entriamo in discussione, però no. Fisica, cioè psichica, mentale. Assolutamente sì, il Subuto quando si arriva a un certo livello la cosa più importante è riuscire a mantenere la concentrazione per tutto il torneo e non è facile. Quanto dura una partita? Una partita sono 2 tempi da 15 minuti. 2 tempi da 15 minuti. Poi nel corso del torneo bisogna arbitrare anche altre partite e mediamente se si arriva in finale si fanno sempre dalle 6, 7, 8 partite. E a quei livelli è terribile. Io adesso dopo aver ricominciato a quest'età sono arrivato anche in finale in tornei importanti, ho vinto anche un major ad Atene nella categoria veneta, però arrivare in semifinale si fa fatica almeno alla Ecco, mia una partita età. Mediamente che risultato può avere? Ci sono risultati eclatanti oppure si parla di 1-1, 2-1, 3-2? Diciamo che le partite hanno risultati più o meno calcistici. Purtroppo ci sono casi dove i livelli sono molto molto diversi e quindi magari arriva la goleada. Arriva la goleada, esatto. Ecco, si può finire anche ai rigori, anche nel Subuto? Si può finire a quelli che noi chiamiamo calci piazzati. Calci piazzati. Praticamente se si pareggia c'è un extra time. Chi segna all'extra time ha vinto. Se non si segna si finisce al sudden death. Che sarebbe? Che sarebbero questi tiri piazzati di cui ti ho detto. Cioè, ecco, questo è un campo, ecco, esatto. Guarda, questo è un campo d'allenamento, no? Esatto. Ecco, praticamente questa è la linea di tiro, sì. Solo da qua in poi si può tirare. I calci piazzati si tirano partendo da qui, si mette la palla all'interno qui, il giocatore attaccante piazza la sua miniatura, il portiere si piazza in porta. Quando sono pronti l'arbitro dice tiro e si tira. Ma tu per esempio da qui riesci a fare anche un tiro effetto, per esempio la palla potrebbe arrivare, non so, Sì, chiamiamolo l'incrocio dei pali? Sì, si riescono a fare pallonetti. Anche i pallonetti? Sì.
chi è bravo riesce a farli, sì, a un certo livello riusciamo a farli abbastanza bene. Ecco. Il secondo tiro piazzato si tira da qua, nel prolungamento della linea dell'area di rigore, poi uno dal centro del rigore e poi tagliate i due lati. Ecco, ma per esempio il calcio di rigore come viene dato? Il calcio di rigore è molto raro. Ah, è raro. Perché di solito si fa punizione a due quasi sempre. Se uno tira il volo, perché si può giocare anche al volo, e l'altro ha la mano davanti alla porta, allora è calcio di rigore. Ah, perché tu ovviamente devi stare con le mani... Perché mentre uno attacca l'altro può difendere, perché ad ogni tocco dell'attaccante corrisponde un tocco in difesa. Il difensore non deve né colpire la palla né colpire l'avversario, può solo cercare di bloccare l'avanzata. E la difesa è la cosa più difficile in assoluto. E il fuorigioco, per esempio, esiste? Il fuorigioco c'è solo nell'area di tiro ed è come a calcio. Ho capito. Uguale identico. E l'arbitro, cioè, può anche espellere, per esempio, esistono anche queste cose? Sì, se si arriva a offese, sì, assolutamente sì, è rarissimo, perché insomma è un gioco dove in linea di massima c'è moltissimo fair play. È chiaro che ci sono situazioni anche lì, come in tutte le cose, dove si va un po' oltre e capita che vengano ammoniti i giocatori, ma poi finisce lì, insomma. Ecco, la vostra nuova società è stata fondata qua, mi pare sia Serenissima? Serenissima Mestre. Quindi un po' Venezia e un po' Mestre. Esatto, perché abbiamo raggruppato... Un colpo al cerchio e un colpo alla volta. Esatto, abbiamo raggruppato giocatori di Mestre e di Venezia, per accontentare tutti abbiamo fatto Serenissima Mestre. Ecco, la vostra maglietta, cioè la nostra maglietta, all'inizio il nostro stemma aveva sia la torre che lo stemma di Venezia. Sì. Poi andando avanti col tempo qualcuno di noi ha voluto ricordare lo Jägermeister e abbiamo fatto, ma ve lo faccio anche vedere perché ho portato uno stemma, purtroppo non ho le locandine ma ho portato uno stemma, eccolo qui. E qua, se si riesce a vedere, praticamente c'è l'immagine del cervo della Jägermeister, che una volta era proprio il nostro logo. Ecco, un'altra cosa, voi che campionato fate adesso? Noi facciamo campionato di Serie B. Serie B? Sì. Beh, non è male. No, non è facile, quindi è ottimo. Nel corso degli anni avevamo 2 giocatori greci, molto bravi, e abbiamo rischiato di andare in Serie A per 2 anni. Un anno abbiamo fatto lo spareggio e abbiamo perso, e un anno siamo arrivati terzi. E avete anche un settore giovanile, cioè pure... Quello del settore giovanile è la lotta dolente. È la lotta dolente. A periodi abbiamo avuto dei ragazzini che venivano, quindi sì, qualcosa è stato fatto, purtroppo dura poco. Un po' per i giochi elettronici che portano via, i ragazzi sono molto attratti da quello, un po' perché non è semplice, bisogna che i genitori all'inizio accompagnino i ragazzi nel club finché non si crea un legame difficile che vengano a giocare. Voi avete uno sponsor, anche qualcuno che vi aiuta adesso? Noi abbiamo trovato nel corso del tempo qualche sponsor, però anche lì non è semplicissimo, non è più come una volta che si riusciva a trovare abbastanza facilmente degli sponsor. Ecco, per esempio riuscire ad organizzare un torneo di livello, diciamo, internazionale mondiale a Mestre è difficile per dare proprio lustro anche? Noi l'abbiamo fatto fino a prima del Covid ogni anno, era un torneo internazionale, è arrivato fino a un certo livello perché erano i primi anni che lo proponevamo dopo tantissimi anni. Si può fare sicuramente, però per fare una cosa del genere servono appunto aiuti sia dal comune sia dagli sponsor. E il rapporto, per esempio, una domanda che ho fatto anche agli amici del calcio a 5 e del cricket, il rapporto per esempio con i giornali? Sì, il rapporto con i giornali là dipende un pochino anche da noi, siamo un po' pigri, si può trovare, si può avere, io ho avuto in te il mio contatto, gli articoli principali che sono andati poi nei giornali sono praticamente tutti tuoi, tranne qualche trafiletto che è venuto fuori da qualche altro giornale. Abbiamo avuto qualche televisione che è venuta a riprenderci in qualche torneo, non ricordo neanche che televisione era. Anche là probabilmente andando un pochino più a fondo si riusciva a creare qualche collegamento, là è stata un po' anche una nostra mancanza, purtroppo siamo in pochi, non è semplicissimo. Ecco, e radunare per esempio, fare una sorta di torneo di vecchie glorie, proprio richiamando questi personaggi, perché sono stati personaggi, di Lernia, Nencioni, Giorgiovelli. Assolutamente sì. Potrebbe essere anche... Sì. Sarebbe bellissimo, assolutamente. Pensi che loro sarebbero ancora in grado di giocare in punta di dito? Si dice così, no? In punta di dito. Per come si gioca adesso fanno fatica, perché io ci ho messo
3-4 anni a riuscire ad arrivare a un certo livello e ho avuto tanta pazienza, ho perso tante partite, non ero abituato, quindi ci vuole tanto tempo. Loro non avevano molto tempo da dedicare e quindi non sono mai riusciti a fare quel passo, però sono sempre ad un livello tale che potrebbero giocare sicuramente. Io, se loro volessero, li farei giocare subito. Ecco, l'avete sentito? E sono certo Questo è che un messaggio che vi lanciamo. assolutamente, se avessero pazienza nel giro di un paio d'anni potrebbero arrivare a livelli più che Ecco, ottimi. senti, ma siete in Serie B e un pensierino alla Serie A? Adesso come adesso non è possibile. No, ma perché non Abbiamo un avete livello- giocatori all'altezza oppure? Noi abbiamo un club di buon livello, oltre a me ci sono almeno altri 3 o 4 che giocano a un buon livello. Quello che manca è l'esperienza nel giocare tornei importanti o nel giocare contro giocatori forti. Hanno bisogno di giocare, sono molto bravi, ci alleniamo e spesso riescono a vincere anche con me, quindi il livello è diventato buono. Serve quel passo in più di concentrazione, di capire come si gioca con gli avversari. Qui io parlo sempre con loro di tennis. Il tennis, a volte sento parlare Federer, sento parlare Nadal, sento parlare gente che dice quello che loro fanno durante le partite quando le cose vanno male. Ed è la cosa fondamentale, perché quando si gioca bene è tutto facile. Quando in una partita si vede che si sta cominciando a giocare male, o si ha sfortuna, o c'è qualcosa che non va, è finita. Là bisogna avere la testa per fare le cose che si riesce a fare in quel momento. Questo lo diceva Federer a tennis, è inutile se quel giorno non riesco a giocare di rovescio, continuare a giocare di rovescio. E a Subbuteo è uguale. Ecco, ma per esempio tu, dico tu, anche gli altri, Sì. adotti uno schema, tipo non so, il 4-4-2, si no. adotta anche nel Subbuteo o, o non c'entra Allora, nulla? nel Subbuteo di solito si piazzano i giocatori tutti in riga qua per impedire all'avversario di entrare dentro. E poi quando si comincia ad attaccare, ognuno ha un suo modo di attaccare. Io per esempio preferisco aspettare, giocare di rimessa. Io di solito vado a tirare velocemente, che è una cosa bella, a volte non Cioè con produttiva. 2-3 tocchi uno può essere Sì, in con porta? 2 o 3 tocchi si riesce ad arrivare in porta se l'altro è abbastanza aperto, e se no bisogna avere pazienza di costruire. Io non sono uno di quelli che ha pazienza. Ecco, e sulle magliette giocate da 1 a 11 come si usava una volta oppure avete numeri di fantasia? Adesso non usiamo neanche tanto i numeri, perché l'importante è che i giocatori vadano bene. Poi c'è chi invece dipinge magliette fantastiche. In occasione dell'inaugurazione dello stadio di Venezia abbiamo regalato alla Venezia, per la promozione in Serie A, una squadra di Subbuteo con tutti gli omini pitturati benissimo, con i numeri tutto fatto a mano, e sono stati contentissimi. È stata una Ecco, tu bellissima ti dedichi anche a questo oppure no? Non l'ho mai fatto e non gioco e basta. Ho capito. Hai una scaramanzia, per esempio, un omino magari particolare che vuoi che sia in campo oppure... No, l'unica scaramanzia che ho è che non voglio mai battere nel primo tempo. Ah, ho capito. È una cosa che io preferisco non battere, perché il secondo tempo, se sono sotto di un gol, ho la palla, fondamentalmente. Adesso per come è cambiato il gioco è abbastanza meno importante, però è ormai una mia appunto scaramanzia, e mi dà fastidio quando mi tocca battere per primo. Ecco, il giocatore per esempio più anziano che c'è in circuito italiano, Nel parliamo. circuito italiano ce ne sono forse un paio più anziani di me, ma io credo di essere... Già tra i più anziani. Sì, per fortuna, perché sennò... Però per farlo, proprio per portare i giovani al Subbuteo è difficile, Sì, è Molto difficile, è abbastanza difficile per i motivi che ti dicevo. perché è un prima. gioco da tavolo forse, no? Magari lo vedono come una cosa più... Io vedo che ha funzionato molto con delle squadre, tipo ci sono state delle squadre a Casale, Monferrato, a Napoli, in Sicilia, dove essendoci i figli dei giocatori che iniziavano, gli amici hanno avuto più facilità nel trovarsi e hanno costruito delle cose bellissime. E una volta che si è costruito il gruppo, i ragazzini si divertono da matti, anche perché vengono in giro in tutta Italia, anche in Europa a fare tornei, si trovano anche con gli stranieri, tra una partita e l'altra giocano a pallone, a basket, insomma è bello. Il problema è farli arrivare fino lì. Ho capito. Hai nostalgia del calcio quando... Il calcio di una volta giocato, sì. E il calcio di adesso come ti sembra? Ti piace o Il no? calcio di adesso mi piace moltissimo a un livello proprio top.
però sono poche le partite nelle quali mi diverto. Non mi piacciono più tutti i tocchettini fatti in difesa per forza, perché ci sta, ma non per forza. Io vedo squadre, come ho visto anche ultimamente, tipo il Liverpool, eccetera, quando c'è da buttarla avanti si butta avanti. È il calcio inglese. E poi Calcio io inglese. amo i fenomeni, non perché sono fenomeni, perché fanno la differenza e devono farla. E da noi ce ne sono pochi. Ce ne sono pochissimi. L'Italia quel problema ce l'ha, ha problemi solo per quello, perché gioca bene. A proposito di questa serie Italia-Ungheria, Esatto. 20:45. Bene, è stata una bella, come uso dire io, una bella chiacchierata, non un'intervista, anche se molti insistono a dire che le mie sono interviste, sono chiacchierate. Io scusate perché quando parlo di No, poi figuramente, assolutamente. Allora mi raccomando, seguite il Subbuteo, Società Serenissima Mestre, qui abbiamo Edoardo Bellotto, è stato 2 volte campione italiano. Prima di chiudere però questo appuntamento vorrei dare la parola al nostro Andrea Sperandio Stai carissimo. Vieni, e anche ai nostri fratelli Trevisan, i nostri padroni di casa. ci mettiamo qua. Dai, almeno veniamo fuori tutti nel programmino, no? Certo, assolutamente. Allora, parliamo un po' ad alta voce perché, anzi, vabbè, dai, comunque dovrebbe prendere... Volete che ve lo passo? No, non importa. E niente, questa era l'ultima puntata di Passione Sport Educazione. Abbiamo finito con uno sport che si pratica, diciamo, non a livello atletico così, ma A livello psicologico. mentale. Comunque non pensate che io per ricominciare a giocare, dopo che ho cominciato a giocare, per riuscire a fare un torneo ho dovuto andare a camminare, Ah sì? perché non riesci a stare tutto un torneo in piedi se Sì, non sei sì. un minimo, è chiaro che non c'è C'è un po' paragone. di stress, c'è un E anche po' la di- schiena, penso che schiena bisogna non è- Beh, questo sono convinto di sì. infatti. Ma a che altezza è il tavolo? È circa un metro, circa un metro. Così. Per cui bisogna stare abbastanza giù. Allora, io volevo intanto ringraziare i fratelli Trevisan, Massimo e Alessandro, Grazie a voi. perché ci troviamo in un posto meraviglioso. Meraviglioso. E diciamo che queste rubriche sono state veramente ben accolte da chi ci ha seguito, da cui pochi o tanti, insomma adesso non lo so. E volevo dire una cosa, che oggi è martedì, quindi fra una settimana noi saremo qui per un drink, per fare un aperitivo e tu Ci sarò senz'altro. sei super invitato. Grazie. Ci sarà Vito Campanelli con la sua arte, quindi ci sono delle opere veramente molto molto belle di questo artista che vive a Mestre e ha fa dei quadri, tu li conosci bene, Sì, che sì, sono sì. veramente veramente belli, con dei colori che io non so come lui riesca. Ma saremo insomma qui e noi inviteremo tutte le persone che sono venute a trovarci, chi potrà, perché è un'ora un po' particolare, sono le 18:30, le 17:30 staremo qui un'oretta, però sarà un'occasione per scambiare due parole, Assolutamente sì. fare un po' di convivialità Certo. con i nostri amici che li accoglieranno, ci sarà un drink per tutti, poco ma per tutti, noi siamo E questo è importante. di questo avviso. Siamo quindi democratici. Siamo democratici, sarà... Ma qualcuno comunque si presterà a portarci anche un pezzo di pizza, ci sarà del prosecco, ci sarà tanta gente, ma soprattutto c'è la volontà di socializzare Di stare insieme. e di Assolutamente. fare Di squadra. stare Ma quando insieme. dico fare squadra significa, voglio dire, tutti insieme, no? È fondamentale. Noi cittadini, mestrini, la città è Mestre, la città che amiamo e vogliamo continuare a Assolutamente. cercare- Farla vivere Sì, nel farla miglior vivere. modo possibile. Nel miglior Assolutamente. modo possibile. Io intanto ringrazio Walter Esposito perché Grazie a voi, egregiamente conduce questa rubrica che devo dire la verità e abbiamo ricevuto tantissimi complimenti. Grazie a Bellotto e grazie per questa realtà che ho letto e quando ho visto che appunto eravate arrivati a Wembley ho detto cavolo, è un italiano, cioè è un mondo che basterebbe approfondire. Io anzi invito tutti i giovani a cercare di capirne magari qualche cosa e ad appassionarsi perché c'è bisogno comunque di riciclo e come in tutte le cose, Certo. no? Diciamo, Certo. e ben venga se questo meccanismo si mettesse in moto. Grazie a voi anche della possibilità appunto di parlarne, perché No, grazie. Ma noi cerchiamo sempre di dare la possibilità anche alle discipline minori, capito? Perché sennò parla Poi sempre sai, la cosa bella è che di quando quelle- si parla di calcio
noi siamo felicissimi perché qui siamo tifosi, interisti, Certo. milanisti e le 2 settimane fa, scusami, abbiamo avuto appunto Marco Chiazzotto del Calcio a 5 e il calcio comunque piace o non piace, criticato o meno, ma Vabbè, ci siamo unisce amanti del anche calcio, quello, assolutamente. Ma viaggia da solo. Viaggia da Viaggia solo, da e solo. comunque ci unisce perché anche perdere quei 10 minuti a dire quelle 4 cavolate Assolutamente no? sì. Fa Certo. comunque piacere. Sì, certo. Grazie ancora Bene. a tutti, io Grazie. vado a spegnere la telecamera. Buona serata a tutti. Buona serata. Grazie.